Presso Palazzo Steri il club Lions Palermo Host di Palermo ha fortemente voluto questo incontro con diverse autorità. Qual è la tematica di oggi? La tematica di oggi è un tema distrettuale riguardante lo sviluppo economico dei borghi, degli antichi borghi, in collaborazione col Dipartimento dell'Università, della Facoltà di Economia. Si sta cercando di dare una risposta a quello che è il grande sviluppo che può avere la Sicilia, ma potrebbe ancora avere di più, con un intenso sfruttamento di quelle che sono le bellezze storico e culturali che la Sicilia stessa ha in sé. Si è notato come ancora oggi, malgrado si hanno delle grandissime potenzialità, purtroppo non del tutto vengono sfruttate, poiché vi sono ancora delle difficoltà, soprattutto di carattere di collegamento, che frenano in qualche maniera quello che è un completo sviluppo di quelle che sono le potenzialità economiche di quelle che sono le città, di molte cittadine del nostro entroterra siciliano. Vediamo la presenza di molti giovani che puntano al turismo e anche a queste nuove iniziative da parte vostra. I giovani sono direttamente interessati sia da un punto di vista culturale, perché il turismo è anche cultura, sia perché la sopravvivenza e la permanenza dei giovani all'interno di questi borghi risulta minata appunto da questa difficoltà di sviluppo. È chiaro che gestire un'attività economica dalla pasticceria, dalla gelateria, al ristorante, all'agriturismo risente dei fenomeni di stagionalità. È questo che sta avvenendo fuori. Ci sono dei periodi in cui lo sviluppo economico risulta essere collegato in maniera forte a quello che è l'offerta turistica dei mesi estivi, ma non si riesce a comprendere come questo sviluppo economico non possa completarsi con un'offerta turistica che per tutti i mesi, 12 mesi dell'anno, complice le nostre condizioni climatiche più che accettabili, non si riesca ancora a realizzare. Per fortuna la Comunità Europea ha stanziato diversi milioni di euro per valorizzare proprio i borghi e queste vie religiose. Lo stanziamento è presente, questo è già un grande aiuto. Il compito del nostro club Lions, ma anche del Lions inteso come enti del terzo settore, è quello di fare da tramite per cercare di svegliare questo spirito di collaborazione per l'istituzione politiche ed economiche di ampio respiro e di non lasciare soli i sindaci di questi borghi che cercano in tutti i modi di migliorare quella che è l'attività economica ma anche la vita quotidiana degli abitanti di questi borghi. Oggi si è parlato infatti di quelle che sono le difficoltà anche delle piccole cose, tanta gente è costretta a venire a Palermo perché ha difficoltà nella cura delle patologie, perché i collegamenti con le strutture ospedaliere vicine sono molto complicati. Tante persone, le giovani mamme, sono costrette a lunghe permanenze in città ancora oggi perché il collegamento col punto nascita non c'è più. Queste condizioni di sviluppo sono state da noi segnalate e verranno ulteriormente attenzionate con una relazione finale che invieremo agli organi politici nazionali. A sostegno di questa iniziativa anche il professore Ingrassia, che ha fortemente voluto questa iniziativa, ma era anche presente il sindaco di Palermo che subito a vostro fianco vi ha sostenuto. Sono presenti il sindaco di Palermo ed è stato contattato direttamente dal professore Ingrassia, ma anche i sindaci di alcuni borghi madoniti in particolare, che assieme si sono dichiarati direttamente collegati e disponibili per cercare di portare avanti quelle iniziative che possono migliorare la realtà quotidiana dei borghi stessi. L'Università di Palermo a sostegno del Lions Club sul tema borghi. Questo rientra nella nostra attività di comune accordo con l'associazionismo cittadino e soprattutto con i Lions, un tema che per noi è molto importante perché il tema del borgo è un tema di recupero culturale che va affrontato anche in chiave accademica, quindi fare un convegno di questo tipo allo Steri oggi ha proprio il significato di avere un'università, un ateneo attento a una problematica che investe innanzitutto un problema sociale, perché i borghi oggi rappresentano una risorsa
e non devono essere immaginati come un luogo da cui fuggire. Il tema oggi della fuga dai centri, dai piccoli centri, soprattutto da parte dei giovani, è un tema molto importante e noi come università stiamo lavorando perché crediamo molto nel concetto di università diffusa che possa anche avvicinarsi a borghi importanti della nostra terra per riportare il turismo, per riportare le tradizioni, per riportare la cultura. Quindi l'occasione di oggi è certamente un momento di incontro anche tra specialisti dell'area in una lettura che deve essere multidisciplinare e con molteplici competenze. Un'università che negli anni sta cambiando. Assolutamente sì, è un'università che cerca di andare incontro con la propria offerta formativa ai bisogni del territorio, cerca di esaltare quei corsi di laurea che possono avere specificità che nascono da specifiche esigenze e soprattutto un'università che cerca di trovare lavoro, perché il vero tema che ci stiamo ponendo negli ultimi mesi è quello di dire ai nostri ragazzi che questa nostra università non vuole soltanto elaborare titoli di studio, quello purtroppo lo fanno molte università telematiche, che con il loro diritto e con il loro spazio hanno tutto lo spazio occupazionale che meritano, però un'università pubblica come la nostra deve offrire qualcosa in più. Quindi stiamo cercando di venire incontro alle esigenze dei ragazzi, offrendo corsi di laurea innovativi e che soprattutto siano espressione di un territorio e di stakeholder locali molto interessati. Cosa viene chiesto oggi dai giovani moderni, chiamiamoli così? Ma chiedono soprattutto la possibilità di poter passare un periodo della loro vita che è fondamentale, perché in realtà dai 18 ai 24 anni si sviluppa quel concetto di cittadinanza attiva che è molto importante, quindi chiedono soprattutto socialità, chiedono di poter avere servizi, chiedono di poter avere un corso di studi innovativo e questo, ripeto, si collega molto a un corso di studi che sia poi spendibile il giorno dopo la laurea nel mondo del lavoro. Un plauso quest'oggi al Lions Club Palermo, che ha centrato un argomento di grande attualità, qual è quello della valorizzazione dei borghi e delle aree interne e montane in un'ottica moderna, che è quella della valorizzazione culturale, ma al tempo stesso della sede potenzialmente ideale per lo svolgimento di quello smart working che oggi diventa sempre più diffuso, a condizione che venga premiata la connessione digitale e che vengano adottati piani comprensoriali di ambito tali da poter favorire lo sviluppo territoriale, lo sviluppo infrastrutturale e la qualità complessiva della vita in aree solo apparentemente distanti da quelle cittadine. cosa è emerso da questo incontro? È emersa la necessità che a obiettivi e a risultati di questo genere si accede attraverso una collaborazione multisoggettuale, multidimensionale, dove sono coinvolte le istituzioni, le associazioni di volontariato, il terzo settore e ovviamente insieme alle istituzioni la capacità di programmazione politica e di realizzazione concreta degli enti locali e dell'impresa. Si è parlato anche della formazione dei giovani. Il tema della formazione vorrei dire che è un pre-tema. Esistono alcune condizioni abilitanti allo sviluppo che sono da un lato la legalità e la trasparenza degli atti amministrativi e dall'altro evidentemente la capacità di progettare e di realizzare attraverso adeguati livelli e modelli di formazione. L'importanza di valorizzare i borghi e il turismo religioso. Sì, è importante, è fondamentale perché tornare a quello che già nel passato è stato fatto in merito al turismo religioso attraverso le vie sacre, poi le vie francigene, credo che da parte dei Lions di Palermo è un segno molto significativo. In questo 400° anniversario del ritrovamento di Santa Rosalia, un anno particolare per la nostra città di Palermo, si può guardare anche all'itinerarium Rosalie, una delle vie sacre presenti in Sicilia, via che tanti pellegrini percorrono. Lo vedo perché la cattedrale è una delle tappe dove anche vengono a timbrare il libretto del pellegrino. È importante e significativo perché dà la possibilità, questo contatto con il silenzio, la natura, il camminare, di riflettere su se stessi, di riflettere in un approccio religioso con Dio o, se non si è credenti, anche con se stessi e guardare con introspezione quello che si è davanti a quello che comunque è il creato, diventa una tappa fondamentale della propria vita. Secondo lei quanto aiuta un turismo religioso?
Visitare i monumenti soltanto dal punto di vista artistico già è certamente molto bello, significativo per la propria esperienza personale, culturale, arricchimento, ma se poi diventa anche religioso credo che c'è un beneficio, ecco, spirituale. Il pellegrino torna a casa non soltanto avendo visto e ammirato, ma avendo riflettuto e guardando a Dio. Dall'alto della sua esperienza ci sono borghi religiosi? Sì, ce ne sono alcuni in Sicilia che sono anche frequentati e sono luoghi appunto di incontro che permettono di vivere relazioni vere, autentiche, perché guardando, come dicevo e ripeto, la natura, quello che Dio ha creato, dà la possibilità davvero di rafforzare legami e sentimenti di vera e autentica amicizia. Quest'oggi i Lions hanno voluto fortemente questo incontro. Sì, è un percorso che continua, l'abbiamo iniziato circa 3 anni fa rispetto alle questioni che riguardano il turismo lento e oggi gli antichi cammini e oggi anche la valorizzazione dei borghi. Crediamo che sia una strada sicuramente alla nostra portata, perseguibile, può essere una grande opportunità di sviluppo della nostra terra che contiene in ogni dove e in ogni piccolo centro bellezze inestimabili e tradizioni che non devono assolutamente morire e attorno ai quali si può pensare a uno sviluppo nuovo, più a misura d'uomo, più ricercato oggi, perché le città caotiche ormai non ci garantiscono più benessere e non garantiscono più un futuro possibile per l'uomo. Che riscontro avete avuto da parte delle istituzioni? Devo dire grande attenzione, anche perché noi ci poniamo a sostegno come interlocutori che possano sui territori fare crescere questa cultura del turismo lento, della valorizzazione dei borghi, della ripresa delle bellezze naturali che ci sono, di uno stile di vita sano che porti ad allontanarsi un po' dalle città per dare più vita, per rivitalizzare questi borghi. Quindi noi andiamo con le istituzioni di pari passo, non siamo in contrapposizione, siamo d'aiuto, di sostegno, e questo messaggio, devo dire, le amministrazioni lo apprezzano molto, tant'è che qui oggi abbiamo la presenza, oltre che del sindaco di Palermo, anche di altri sindaci che proprio in questo settore si stanno spendendo molto, e devo dire anche con grande successo. E a proposito di istituzioni, siete proprio presenti presso Palazzo Ozzeri a sostegno con l'università? Sì, certo, perché l'università forma i professionisti di domani e quindi è importante che percepiscano le spinte che vengono dal basso per vedere quali sono le professioni che dobbiamo e che bisogna spingere e come bisogna formare questi futuri operatori del turismo. Poi questa è un'università veramente prestigiosa e quindi guai a non lavorare insieme e a non darci anche qui quel sostegno che è assolutamente necessario per far sì che ci siano risposte adeguate alle domande. Il tema di oggi è valorizzazione dei borghi e delle vie religiose. Sì, è un tema molto caro ai Lions e in effetti, come già in altre occasioni abbiamo ripetuto, i Lions sono sussidiari al governo delle città a tutte le iniziative che possano favorire il corretto andamento delle istituzioni, dei cittadini, del territorio, la promozione del territorio, la riscoperta di antichi cammini e di percorsi che si trovano nella nostra Sicilia ha sicuramente un significato importante sia da un punto di vista turistico che di rivalorizzazione del territorio, sia storico che culturale, ma deve anche far riflettere che è importante riproporre una valorizzazione dei borghi che consenta di rivivere i borghi non come delle aree da abbandonare ma da valorizzare e
riattualizzare. Da medico naturalmente mi preoccupa anche la parte sanitaria, tutti i cittadini dovrebbero avere gli stessi diritti anche alla salute e a volte chi vive in piccoli borghi potrebbe essere da questo penalizzato, ma la realtà è che la salute deve essere a portata di tutti, di ogni cittadino e il sistema di organizzazione anche sanitaria sta cercando anche tramite la telemedicina di rendere tutti uguali anche sotto questo punto di vista. Speriamo che ci sia anche dall'università e del nostro sistema sanitario la possibilità di reintegrare un numero di medici sufficiente a poter garantire la salute di tutti, anche perché vivere in piccoli borghi consente una maggiore tranquillità. Tutti abbiamo questa esperienza di gite piacevoli, dove si recupera l'armonia e la storicità del nostro passato. Un plauso va a Domenico Vetro, che ricordiamo che è il presidente del Palermo Host Club Lions, ma anche al professore Ingrassia. L'organizzatore del convegno di oggi è proprio il professore Giuseppe Ingrassia, che è il delegato del governatore per quanto riguarda proprio questo tema. Tra gli sponsor c'è il nostro caro Lions Club Palermo Host e il dottor Domenico Vetro, il nostro grande presidente amato da tutti noi e sicuramente sempre vicino ad ogni socio in tutte le iniziative intraprese per il bene della comunità. A vostro fianco avete avuto il primo cittadino, professore Roberto Lagalla, ma non solo, anche vari sindaci di altri comuni della Sicilia, ma anche l'Università di Palermo a vostro sostegno. Assolutamente sì, perché il tema è molto importante, molto sentito. Noi ci troviamo all'università, sede di scambio culturale, importante promotore di iniziative che lasciano assolutamente il segno. Il nostro sindaco ha voluto noi Lions come altri club service al fianco del comune di Palermo per riuscire a realizzare intenti comuni e progetti finiti, tutti in solidarietà. E naturalmente la presenza dei sindaci dei borghi è sicuramente importante a testimoniare e a difendere la realtà da cui vengono. E io vorrei sottolineare che l'orgoglio di essere siciliano è una cosa impagabile ed è unica, e questo orgoglio deve essere un orgoglio consapevole, certo, di essere sostenuti e di poter vivere una realtà in cui ci sia la serenità di appartenere a un piccolo borgo, sia la garanzia di una rete territoriale che li sostiene da un punto di vista turistico, da un punto di vista sanitario, da un punto di vista economico e generale. Il tema di oggi, i borghi e le vie religiose. Perché intanto questa scelta? Una scelta che viene da una constatazione di interesse da parte della Regione siciliana di tutelare questa realtà dei borghi e dei cammini di Sicilia. E nella disposizione normativa è fatto specifico riferimento al sostegno che può essere dato dalle realtà del terzo settore. Pertanto il Lions e in particolare il Lions Club Palermo Host, che è già iscritto al registro del terzo settore, è stato promotore di quella che può essere l'incontro tra le realtà della pubblica amministrazione e le realtà associative
che danno così impulso a quel concetto di sussidiarietà che è previsto dalla legislazione regionale. L'Europa, nonché i comuni e anche il Lions Club Palermo Est e l'Università di Palermo hanno puntato alla valorizzazione e rivalorizzazione dei borghi, perché si stanno svuotando prevalentemente anche di giovani. Indubbiamente sì, proprio una riflessione che è stata effettuata per quelli che sono i finanziamenti del PNRR, proprio per sostenere le municipalità ad attivare quelle linee protettive dei borghi per fare risvegliare l'attrazione nei loro confronti di carattere turistico, che comporta tutta una serie di ulteriori fattori, da quello sanitario a quello alimentare, e quindi è un sistema per far rinascere in una rete ideale quelli che sono i borghi, in modo che possano dare nuovamente impulso alla cittadinanza e non essere svuotati per la necessità dei giovani di trovare lavoro. Un tema affrontato anche quello delle vie religiose, come ha detto padre Sarullo, un aumento continuo di turismo sotto questo profilo. Certo, ma diciamo questo è un aspetto che potrebbe essere, tra virgolette, unito a quegli altri di cui abbiamo parlato, perché la fusione, l'unione di tutti questi vari percorsi che sostengono per un certo verso i cammini, per altro verso i borghi, possono portare a questa rinascita di quest'ultimi. C'è qualcuno che vuole ringraziare in maniera particolare? Indubbiamente è un'attività che è stata fatta in collaborazione con l'Università di Palermo e pertanto va reso omaggio alla lungimiranza del rettore Midiri. È stato fatto d'intesa con le municipalità, tra cui anche la metropoli palermitana, e quindi al sindaco La Galla, che ha fatto un intervento molto puntuale ed attento. Desidero comunque sottolineare l'intervento che è stato fatto dal governatore e dal past presidente del Consiglio dei Governatori Sciammetta per l'attenzione, la peculiarità del discorso effettuato, e infine al regista di questa operazione, che è il professore Ingrassia del Palermo Est. Quest'oggi i Lions Club hanno avuto fortemente questo incontro per valorizzare i borghi e le vie religiose. Sì, diciamo che sono i due grandi temi di attualità che sono sempre stati un cavallo di battaglia dei Lions, proprio perché c'è questa congiunzione con il territorio. Di questo abbiamo anche parlato recentemente in occasione di Traverespo, che anche questo che sono i fenomeni che possono favorire le fasi dell'allungamento delle stagionalità possono costituire dei motivi di grande attrazione. Il turismo oggi? Beh, il turismo oggi sta cambiando completamente, insomma, sta cambiando completamente, non a caso che noi a Traverespo abbiamo parlato che questa costituiva la prima edizione del primo anno di questo primo quinquennio, perché sarà un quinquennio di grandi cambiamenti in cui abbiamo la fortuna, cioè la Sicilia turistica, la grande fortuna di aver recuperato i flussi praticamente perduti nei decenni precedenti. Oggi però si ritrova a dover generare praticamente intercettare dei nuovi flussi, consolidarne altri, pensare a quelli che sono i nuovi turisti, i nuovi viaggiatori, i nuovi esploratori, che sono tutti quanti giovani praticamente, diciamo questa generazione Z. C'è una proposta del professore Ingrassia di proporre ai proprietari delle navi da crociera di fare pernottare per una notte in città i turisti, che è a quanto pare pure ben voluta dai sindaci questa iniziativa. Lei cosa ne pensa?
Ma questo è un tentativo che si fa già da qualche decennio e che forse adesso si sta arrivando praticamente al punto di poterlo realizzare. Cioè fondamentalmente il porto di Palermo diventa hub di partenza per le crociere, il che vuol dire praticamente che i pernottamenti e la possibilità per il turista di arrivare il giorno prima alla data di partenza diventa una possibilità reale. Arrivare il giorno prima vuol dire andare in escursione nei centri vicini, vuol dire pernottare in città, vuol dire praticamente vivere il territorio in maniera diversa.